Ti piacciono i maghi? Sì, devo dire che da ragazzino, essendo io un Anche tu hai cominciato a fare... Ah, no, hai cominciato a fare il mago. Essendo un salesiano, avendo un'estrazione salesiana, come tu sai, insomma, Don Bosco è stato quello che ha insegnato l'arte dell'intrattenimento, e tra queste cose di cui si serviva appunto per tenere i ragazzi all'oratorio, sicuramente c'era la magia, perché ha sempre incuriosito, no? È vero, allora guarda che arriva Mago Peppe! Ah, ma lui è bravo, lui è bravo, Mago, che poi! Oh, che bella notizia, anche io sono un salesiano, volevo dire. Salve. Dai, siamo tutti ex allievi salesiani, lo diciamo sempre con grande orgoglio. Salve. Che hai? Ah, non lo guardare se pensa male. No. Cioè, lei signor presentatore mi sta dando un onore che lei non sa nemmeno perché io sono cresciuto con Giuseppe Cresciuto è un parolone. Ma lui è mannaia. Sono cresciuto con lei. E proprio per questo mi sono preparato benissimo, perché volevo fare un bel gioco, volevo fare bella figura con il signor Castiglia. Ho detto ora... Volevo non lo faccio che meno pericoloso. Le sue barzellette. Facciamo quella della cassa con le manette sott'acqua. Se lo vuole fare lo possiamo fare. Con lui però. No, io in verità mi volevo ispirare a quella dell'uovo. La barzelletta dell'uovo. Sì. La barzelletta dell'uovo, come quella dell'uovo di San Pietro. Tu sei cresciuto con le mie barzellette. Sì, le quella dell'uovo c'era. Mai fatta quella dell'uovo? Bravo Mago. No, bravo Mago, Bravo, prima figura. Sarà bella, sì, sarà. Vabbè, se non dell'uovo allora facciamo quella della gallina, È che non c'era neanche quella però. Non c'è nemmeno quella della gallina. No. Benedetta gallina. Allora però mi volevo ispirare a quella della canna da pesca. La famosa barzelletta della canna da pesca. C'è una barzelletta della canna da pesca? Che io sappia, no. L'ha raccontata qualcuno, non lo so, io no. Però oramai facciamo un gioco pescoso a Giuseppe Castiglia. Questa è l'introduzione. Queste qua sono le carte. Lei ora mi dovrebbe prendere una carta e farla vedere a tutti quanti. Mi dica stop quando vuole. Stop. Ok, prenda la carta. Sì. La guardi, la faccia vedere a tutti quanti. A tutti quell'uomo lì? Eccola qui. Quell'uomo lì. Perfetto, la stiamo vedendo. La vediamo. Tenga il mazzo di carte. Sì, lo prendo io il mazzo? Sì, ovviamente sì. Sì. Metta la carta all'interno del mazzo di carte. La metto all'interno del mazzo di carte. Mescoli. Mescolo. Che ora andiamo a fare questo gioco pescoso. Pescoso, il gioco è pescoso. Il nostro mago non finisce mai di stupirci, Allora. Ma lui è di Messina. Sì, lui è di Messina, from Messina. Quando non fa il mago, Piglia cozze. Allora, signori, la carta è qui dentro. Sì. Te la ricorda ancora? Ci mancherebbe altro. Allora, io metto le carte qua. Sì? E vado alla ricerca della carta. Con questo, sì. Ecco come pesca. Noi dovremmo credere, ora pigli la carta. Non lo so, spero. Ops. Una carta c'è. La carta l'ha presa già questa. Già che ha preso la carta non si sa come uffici, visto che aveva molla, però va bene. Che carta era? Era il 5 di cuori. Miracolo! Ma che bravo il mago Peppe! Ho fatto bella figura col signor Bravo Mago! Hai visto? Complimenti. La bacio pure perché Bravo Mago, sei contento? Sono contento. Mago Peppe, vive il mago Peppe! E allora vado a pescare. Va bene, vai a pescare! Stai facendo tornare voglia di tornare in televisione. Ma tu qua quando vuoi. Ma ti sto invidiando, puoi venire, scusa, hai un look maker che io conosco. Beh, Nicita. È là, poi c'è anche l'addetta al Facebook. La bravissima Roberta Curata. È brava, poi c'è la band che abbiamo detto è perfettamente tutto il cast sono bravi, l'unico di cangiare c'è Mazzaglia che è bravo, ma poi abbiamo Adriano, solo il presentatore va a Tra l'altro cambiare. lo seguo su YouTube, Sì. Poi c'è il mago, no, il presentatore, senza offesa. Lo ha cambiato. Assolutamente. Peraltro vogliamo dire quella cosa di quando ci dicevano che ci somigliavamo. Ma guarda ancora, ci scambiano. Ma perché? Ma non è vero, mettiamoci vicino, non ci somigliamo per nulla. Tante volte a me mi chiamano Giuseppe Castiglia e lui lo chiamano. Non è vero, guarda, se me levo il cappello ancora meno, guarda, hai visto? Giuseppe, cosa c'è nel tuo futuro? Allora, nel mio futuro, nel momento diciamo attuale, mi sto dedicando davvero tanto alla radio. Bravo. Alla Catalla è diventato anche Alla Catalla SRL, per cui si occuperà anche di produrre un giornalino a fumetti dedicato ai personaggi di Alla Catalla, che ormai sono noti a tanta gente. C'è Jonathan. Vieni a presentarcelo appena. Appena sarà pronto sarò, spero, vostro ospite. Con piacere. In maniera gradita per me.
c'è un fumetto appunto con Jonathan, con Nunzia, con tutti i personaggi di Alla Catalla, e poi c'è anche un doppio CD in uscita che avrà un prezzo davvero accessibile proprio per farlo avere agli ascoltatori, dove ci sono i migliori sketch che in questi anni abbiamo prodotto così. Bravi, ti aspettiamo quando vuoi. È stato un grande piacere avere con noi Giuseppe Castiglia.